Mercoledì 12 novembre, San Renato, è il 316° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 49 al termine. Il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 16.44. La luna si leva alle 21.54 e tramonta alle 11.39. Il giorno successivo alla festa di San Martino cominciava ufficialmente il grande rientro dei nobili e della loro servitù dalla villeggiatura e la città cominciava nuovamente a ripopolarsi. Si ricorda che sotto la Repubblica nell'ultimo secolo i periodi di vacanza erano due, dal 12 giugno a fine luglio e dal 4 ottobre festa di San Francesco, appunto al giorno della festa di San Martin. 41esima mostra dei vini Montello e Colli Asolani all'ex ristorante La Paesana a Volpago del Montello. Dal 14 al 30 novembre 3 weekend da non perdere. Venerdì 14 e sabato 15 serate con i Magnari d'Ena Volta. Domenica dalle 11 apertura mostra dei vini e prodotti locali. Le previsioni per domani: molto nuvoloso o coperto fino al mattino, soprattutto verso sud, in seguito crescenti schiarite a partire dalle zone montane, possibili riduzioni della visibilità dopo il tramonto sulla pianura e nelle valli. Precipitazioni: nella prima parte della giornata probabilità alta di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio sulla pianura centro-meridionale e modeste e sparse sul resto della regione. Temperature: massime in aumento nelle valli e in pianura, salvo nelle aree più interessate dalla nuvolosità, minime in diminuzione e raggiunte a fine giornata.